È stata una legge del governo che virgeve perché venne la INTA a Bore, perché chi andava posti in Argentina loro domandava che venissero di altri paesi. E i nostri sono partiti d'Italia per il mare. De Italia a Buenos Aires, de Génova, sono stati 15 giorni. Sono arrivato a Buenos Aires e io sono destinato qui, perché sono qui, nella provincia di Córdoba. Di Buenos Aires aquí a Estación Cadoya para tren sono stati 30 ore. E lì ho cominciato a lavorare per netare, per fare gli stiaggi. Era difficile prima, perché abbiamo desmontato tutto qui. Era tutto bosco quando le venivano menone. A forza di vitis di rinnegare, è arrivata a tirarsi sugli stiagiuti e cominciare a avere su produzione. Ho cominciato con i fis, ho cominciato con le patate e la blave. Lavoravano, mettevano la blave blanche per polente, che era infaltabile. I purcis per farsi i salams, il gras e tutto per mangiare. Gli schialini e altri bestie così di chiase, tutto il principale per far per mangiare. E il vino, bueno, che Tierras lejanas vinieron este lugar, los gringos que tanto supieron luchar, con fe y esperanza, trabajo sin descansar, forjaron un pueblo de amor y de paz. Qué linda que es esta colonia que tanto querés. Qué linda que es esta colonia que tanto querés. Queste sono tutte delle cose che parlano di una saggezza, di come capire uno spazio, un territorio e approfittarlo e fare una nuova sintesi. Non si poteva fare soltanto con quello che loro portavano dall'Italia, dovevano trarre come quello che portavano farlo qua. Sicuramente il Furlan in Argentina si lo riconosce, lontano 1 chilometro. È arrivato al suo compimento il sogno del presidente Avellaneda, e lui diceva che questa colonia doveva essere per portare la saggezza di questi coltivatori a questa terra che fino a quel momento non c'era niente. E dopo già è cominciato ad entrare la patata e la camote, e l'ai, le civole, e bacis. E qui il nonno aveva un grundine mai e faceva informati, vendeva informati, vendeva qualche animale, dopo carneava. Loro lavoravano il madon, il cop, per poter fare gli stiaggi e vivi. però a mangiare laghe. Il lago era uno dei più problemi che avevano qui quando sono arrivati, non avevano acqua per regare, e inclusive per bere. Il lago era grandissima colonia che commentava e non era, erano secchie brutali. Dopo hanno lavorato infatti i tunnel che per disnivellare salte fuori lago e besole. Due robe che sono di cognosi, a merito in cognosi. Il tunnel è fatto con un tunnel bove di Madon che comincia di livello di terra e va a un di 20 metri sotto terra. Di chilometri di lungo. Sono chiamati a pale e a pecche. Due tamani, con la pala, il piccone. Erano lavori che erano brutti, perché buttare sulla terra 20 metri è un bel po'.
Bueno, Colonia Carolla, l'economia è la importanza fondamentale della frutta e horticoltura. Il rapporto con la terra dal cittadino carogense è nevore forte. Sì, aquí si vive dome da tiere, allora non è Non gli è entrata, claro. fordice E calventa. non è altri problemi poi complicati che E come sin con un reforzamiento, rifuerza la producción vitícola e vitivinicola. La Caroyense es una cooperativa fundada por 34 socios, todos de origen friulano, en el 18 de noviembre de 1930. è un'impresa che ha dato di vivere a Colonia Carolla durante 30-40 anni. Con la vendimia de ese año inauguraron la propia bodega, que con los años ha ido creciendo hasta tener hoy una capacidad de 25 millones de litros. Nuestra producción se ha visto muy disminuida en estos últimos años y estamos actualmente en un proyecto de reconversión de la producción a través de un convenio firmado por el cual estamos en 3 años trayendo 60.000 plantas de vides variedad Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay y Sauvignon, de modo de poder empezar a producir vinos de alta calidad. Miles de racimos sacan de las viñas, manos sudorosas de gente de acción, gente de mi pueblo, Colonia Carolla, gente en lo más hondo de mi corazón, gente de mi pueblo, Colonia Carolla, gente en lo más hondo de mi corazón. Argentina è un problema di disoccupazione importantissimo. E allora Colonia Carolla non è ajena, non è di un'altra parte, ma non in miglior condizioni che il resto del paese. No, non è di disoccupazione, è anche massa lavoro qui, da Chacre, però non va bene. Non va bene perché tutto ciò che si fa non si può vendere. O se si vende non va noi. E allora si un po' così da incertidumbre, non sa che mettersi a fare. Che i frus che vanno a scuole, quando saltano fuori, hanno finito il suo ciclo di scuole, non sanno nulla là. Dice che prima si viveva dome da UE e dopo la UE ha avuto i SOS, si è cambiato per fruttare i piercings, i camotti, i patati. Il commercio era più facile che come. Come il picciolo è distrutto un po'. Perché dicono i grandi poteri economici, i grandi monopoli, si dice così, e al picciolo non lo lasciano là in davanti, non lo puoi là in davanti, non arriva. A lavoro nevore, perché si lavora sempre, però non è forma di là in davanti. In come si è rinnovato un nevore, gli ultimi anni, è venuto un nevore che noi e poi che ieri native di Colonia Carolla, che sono venuti in altre bande. Ecco, come si è tornata a insistere ai giovani che frente alla necessità di vai bene, no? Perché non del lavoro, non del bene. Allora la forma di poter là in davanti, o perlomeno vivi più o meno, è tornare a fare che facevi in nonno. E viene qui la fabbrica più importante di America di cioccolati. Dentro da crisi che è il paese che va al mondo, Colonia Carolla quizá non ha tante crisi come che hanno in certi bandi della medesima Repubblica Argentina. Miles de racimos sacan de las viñas, manos sudorosas de gente de acción, gente de mi pueblo, Colonia Carolla, gente en lo más hondo de mi corazón, gente de mi pueblo, Colonia Carolla, gente en lo más hondo de mi corazón. Carolla, linda Carolla, bellas mujeres le dan su color, su sonrisa dulce es toda armonía, mensaje muy tierno del más puro amor. E dopo un buon vino anche si scombeve per imparare lo io. E dopo sa la corone grappe con caffè, allora tutto aiuta. Bueno, mi nonno
è venuto d'Italia nel 1879 e è venuto direttamente qui, da questa chiesa. E è venuto con suo marito e sui suoi fratelli. Mie sorelle hanno detto non ci volevano che facciano di questo terreno. Vivevano massa poco per dividere le parti, restava massa poco cada una. E allora ha detto, tu vuoi comprarle? E buono, ho detto, la chiesa è vecchia, però prendi l'archilà per lì e che la compri qualquiera di fuori dalla nostra famiglia, è destinata a comprarla io. E un buon dì abbiamo cominciato la chiesa lì in bande. E quando l'avevamo già spicciata è venuta una delegazione di chi da Colonia e d'Italia e mi hanno domandato, e tu non te la venderesti questa chiesa? Ah sì, dico io. Sempre e quando non la demolisci, io la vendo. Il centro d'Italia, di Udine, hanno mandato Urbes e le hanno ricostruite, che le hanno fatte totalmente nuove dal tutto. Che è propriamente un digno di Viodi, cimut che resta della chiesa di Menono. Vai, non mi stai, sì e via, compagnia, tricultra, culcemera, culvae, vai, buff. Noi siamo la testimonianza di quello che ha potuto fare la cultura friulana fuori del Friuli. Apportavano una sabiduria di la via per lavorare, che chi la indichi non teneva. Altri poi bellissimi città di Furlan, sale al sud, in Patagonia, a Rio Negro, Rosari, Donde Buenos Aires in periferia. A Mar del Plata, a Mendoza, a San Juan. Sí che si è Argentina, ¿no? Però si sente anche la zanca son venuti la vida de Italia. Yo me siento un friulano que vivo en Argentina. Si siente nevora che. Yo sí, yo lo sí. El Friuli y la Ledres, aquí la planta. Los jóvenes yo creo que se sienten descendientes, también tienen un mucho de sí en el Friuli. Bueno, nosotros notamos aquí la gran necesidad que tenemos de recuperar la lengua friulana. Fale torna a ver come, non dice che sei la predominante, però perlomeno vedi che si mantiene in queste storie. E è un lavoro di gioventù che hanno voglia di imparare. No, yo creo que representa una richiesta di caroyense che apprendi a fare la furlan. La int orare impararlo, se no che no, a lei qui che lo insegni. Si va a un lavoro di int, con le tecniche, con i planes didatticos, per fare una scuola di lingua furlana. Si chiacchiare furlan non è perché vengono imparate a scuole. Alle perché vi imparano dei nostri paris, dei nostri nonni. Le scuole anche noi credo qui che cercare il Furlan. Non davano scuole lì in tal Friuli? Ah, per Italia? Ah, io credo che la per Furlan. Non si sa, no, i belsi sono per fare la scuola di italiano e allora non vi potuto arrivare a sistemare la scuola di lingue furlane. Man muerte. Vete sulla porta, vete sul balcone, pare che il macaron. La lingua dentro di sé tu sai, ha una psicologia anche, e quindi un costume. Io credo che faveli nel Furlan, come che faveli in Colonia Caroia, non è facile che tanto in altri posti in Argentina. In Tainda e tal me si favela un gruppo il Furlan. Ah sì, noi abbiamo chiacchierato sempre il Furlan. La mia famiglia anche tutte. Sono neri di nascimento. Y pero chacar en Furlan, soy Furlan. Yo, el mio ridotto è il Furlan.
Sí, nosotros pensamos en hacer un curso de lengua friulana. En este congreso también a nivel nacional se ve una necesidad de hacer un curso. Aquí el friulano no se escribe, se habla. Los viejos, los jóvenes tratan de hablar, pero escribir no se escribe. A mi piacerebbe perché tutti i a cercare in furlan, perché il saber non occupa posto. È stato un periodo dove la IN si vergognava di febelà furlan. Prima per scuole, perché là in scuole i maestri non volevano neanche ascoltare una parola in furlan, perché dicevano che era la in daur. Ben, così i frus avevano vergogna e pore, perché si lavano a scuola e cercavano in furlan, gli maestri in che volte lo sbosavano, e così che no, tornavano a casa, in casa si cercavano in spagnolo, i pari lo sbosavano in casa anche. Gli frutti solevano, i ons che venivano di fur, e così hanno lasciato il furlan per fare il castellano, perché sennò dicevano gli ons, oh c'è gringhe brutte. E per biele che era, quando vedeva la voce, merda del Signore. E avuto della suerte, perché viscognindi così, di avere l'internet, di fare la comunicazione con la onde furlane e fatto un programma di furlans, che si chiama Fuarci Furlans. Marte hai cominciato con che idea di fare un programma in una radio per arrivare a tutti i furlans che sono qui. A raíz del trabajo en la FM Comunicar, con motivo de los 120 años de la colonia, comenzamos durante 15 días a recuperar un poco la historia a través de los personajes, a través de la gente. Ma io gli ho detto, io non lavoro in radio, non sono un giornalista, non sono noi, ma tu fai belli furlan, venga con me, così facciamo un programa en este radio, en FM Comunica. Nuestra de Colonia Carolla. En esta ciudad, hace 120 años fundada por un grupo de inmigrantes friulanos. La sa di salta fuori per strada tra il buriccio, e così che adesso in chiesa non arriva nessuna banda per aulas in furlan, así desmente. La trasmissione è stata ben accettata, inclusive non solamente per i discendenti furlans, andando che non è furlane. Che è un programma che ha messo poi buono in Tain, di febela furlan, di Tabaialo, non hanno tante vergogne. Storicamente è venuto un periodo di distaccamento dal Friuli, che si chiede dai primi anni del secolo fino al dopo la seconda guerra. Ma se la nonna o il nonno potevano oggi ascoltare questa cosa, sarebbe il fatto, si può dire, più importante della sua vita. Como por internet, como que vi la posibilidad a través de aquel medio de la radio de Colonia Carolla comunicar que vi un contacto permanente con internet, con el Friul. El internet me parece que es un buen
una buena fuente de información, es un buen medio para la comunicación con el Friuli y con el mundo. Bueno, yo soy el que siempre usa la computadora en internet, que habitualmente nos comunicamos con la ONG Furlane. La experiencia fue extraordinaria la primera vez que por el chateo de internet he visto en la pantalla escribir en friulano, una persona en el instante que él estaba escribiendo y yo escribir también de acá y vernos prácticamente, porque después con las videocámaras hemos podido ver y hablar con audio. Fue impresionante, increíble. No solamente el mundo de las comunicaciones, sino la experiencia de haber hablado con los antepasados y con la cultura que sobrevivió después de tantos años aquí en la colonia. Ha sido para nosotros este tema del Internet. En poco tiempo, en 4 meses, nosotros nos hemos enterado de un montón de cosas que no sabíamos.